Siamo con mister Paghera, mister, un risultato che forse lascia un po' l'amaro in bocca per l'Hellas, che ha condotto per quasi un'ora la gara sotto anche di un uomo, e poi il pareggio. Avete anche provato a rimettere la testa avanti, ma niente da fare, è arrivato un punto che non era, diciamo, forse quello che ci si aspettava alla vigilia, ecco. Abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, forse più delle altre partite, anche in 10, e quello è il rammarico più grosso, perché potevamo raddoppiare più di una volta. Purtroppo dopo 5 minuti rimani in 10, è sempre difficile giocare. Il primo tempo l'hanno fatto benissimo, anche in 10, il secondo tempo ci siamo difesi abbastanza bene e purtroppo non siamo riusciti a far gol. Comunque un punto che può servire al Verona, nonostante poi abbiano vinto tutto, un campo difficile. Ecco, diciamo, forse quello su cui c'è da migliorare è lo score in trasferta, perché in casa andate benissimo, poi in trasferta magari fate un po' più di fatica. Ma a noi interessano le prestazioni. La prestazione oggi c'è stata, in 10 è stata una prestazione importante. Non sono d'accordo che in trasferta facciamo fatica, a parte un paio di partite che non sono andate molto bene, e niente, pensiamo alla prossima. Grazie mister. Prego. Siamo con il mister Galletti. Mister, un rientro dopo la sosta tutto sommato positivo, avete infilato anche il terzo risultato utile consecutivo. Sì, oggi era una partita, sappiamo, veramente complicata. Il Verona gioca bene, una gran squadra, allenata bene, e siamo stati bravi tratti della gara a gestire e a fare quello che abbiamo provato in settimana. Certo è che dobbiamo migliorare nella gestione di alcune situazioni che ancora oggi gestiamo male con l'ansia, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente un'ottima gara. Un primo tempo forse dove c'è stata un po' di difficoltà da parte dei suoi ragazzi, anche il gol quasi verso la fine. Siete stati molto bravi a ribaltarla nel secondo e a andare vicinissimi anche poi al vantaggio nel finale in tante occasioni. Al primo tempo peccato perché facciamo gol e Martina la tocca sulla linea, ma quella era gol 1-0 per noi. Magari la partita prende un'altra piega, sicuramente l'espulsione ci ha dato anche una mano. È vero che prendiamo gol sul calcio di rigore, che adesso non so se c'è perché da dove sto io non lo vedo bene, sull'unica azione del Verona del primo tempo, pericolosa. Però comunque tutto sommato anche il terzo risultato utile consecutivo, la squadra è in ripresa. Abbiamo detto quando ci siamo visti un mese fa per la partita col Cesena, c'era stata anche tanta sfortuna, risultati bugiardi. Oggi invece la squadra ha dimostrato, contro una squadra che forse alla vigilia potrebbe essere più forte, di essere all'altezza e di poter anche competere per livelli più alti. Ma sì, noi dobbiamo rimanere sempre coi piedi per terra. Noi abbiamo fatto un secondo tempo, un ottimo secondo tempo, dove abbiamo gestito meglio il pallone, abbiamo mosso meglio, abbiamo creato tanto, un po' sempre di imprecisione, abbiamo rischiato anche alla fine poi di poter prendere gol. Noi dobbiamo maturare ancora su alcune situazioni nella gestione del pallone e del tempo. Per il resto oggi hanno fatto un altro passo avanti le ragazze, ma non solo a livello di prestazione, anche a livello caratteriale. L'ho detto, noi abbiamo fatto 4 amichevoli con Parma, Ternana, Cesena e Lazio, perché ancora non abbiamo capito la categoria. Adesso la stiamo capendo. Dobbiamo fare ancora uno scatto mentale, questo sicuro. Non ci dobbiamo mai accontentare, ma dobbiamo rimanere coi piedi ben saldi per terra. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo con Requires, terzino dell'Hellas. Avete fatto una partita di carattere, anche di coraggio, in 10 dal 12° minuto, però poi alla fine è arrivato solamente un punto. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo giocato come facciamo sempre, allenandoci di settimana in settimana. Ci è mancato il gol, però abbiamo fatto il nostro noi. Comunque una prestazione che anche il mister ha giudicato in modo positivo, non era facile, un punto che però, diciamo, non lascia proprio del tutto soddisfatti. Sì, non era facile, infatti mantenere il risultato, noi ci abbiamo provato, però è andata così. State brave noi a mantenere il risultato. Grazie. Siamo con Lora Petrova che ha pareggiato la partita
dopo l'ora di gioco, cosa è successo in quell'azione confusissima in area di rigore? Noi cercavamo sempre questo gol, questa occasione che ci portava di segnare, allora abbiamo riuscito a fare un bel cross che alla fine la palla è arrivata al mio piede, io l'ho toccato e alla fine siamo arrivati all'1-1. Un punto fondamentale, anche se magari si poteva anche fare qualcosa di più, perché nel finale siete andate molto vicine al gol del 2-1. Sì, esatto, la squadra di Hellas Verona è una squadra molto preparata, molto buona, molto forte. Noi abbiamo giocato bene, loro sono rimasti con una persona in meno e alla fine abbiamo preso questo punto che è fondamentale per noi. Noi stiamo arrivando di 2 vittorie e proviamo a continuare così forte. Vuoi dedicare a qualcuno in particolare questo gol? Sia la mia mamma che è venuta a guardare la partita. Grazie. Grazie.